Il mare ha aggredito nuovamente la pista ciclabile del Viale delle Dune a San Leone, che ora rischia per l'ennesima volta di crollare. Purtroppo, afferma Mare Amico, dobbiamo constatare che l'erosione costiera si è fatta sentire pesantemente, ancor prima che arrivi l'inverno. L'associazione ambientalista Agrigentino, per mezzo del suo rappresentante Claudio Lombardo, si augura che venga immediatamente messo in campo il progetto di difesa delle coste agrigentine promesso dalla Regione, dal Comune e dal Genio Civile. Il finanziamento, ricordiamo che fu annunciato dall'assessore al territorio e ambiente Giusy Savarino lo scorso 2 ottobre nell'ambito dei 21 progetti proposti dal governo Schifani per la messa in sicurezza del nostro territorio, sostenuti dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica nella nostra provincia, ammessi proprio la strada del Viale delle Dune, dove in passato sono stati effettuati lavori di somma urgenza, ma che richiedevano un intervento più massiccio. Tra gli interventi previsti anche quello della zona della Playa di Licata, e proprio Mare Amico ci segnala in questo momento altre criticità. In queste ore la via Ragazzi del 99, come vediamo dal video, per colpa di un'ostruzione della condotta fognaia, migliaia di litri di acqua nere stanno invadendo il boschetto, finendo nel sottostante vallone e giungono in mare attraverso il fiume Akragas.